Hello, Jan. Lucas, what is it now? Hey, Jan. Sorry to bother you again, but there's this thing you need to take care of ASAP. Other than Rapidium? Yes. Your wife, ex-wife. Lena? What happened? Oh, nothing. It's just that, someone from the board informed her about your status, and it's gotten a little nervy. You know she can't find out about the altars, right? And why not? We can't keep this a secret forever. Maybe. But we need to keep it a secret for now. Okay? Until we figure out how to handle it. Your ex-wife is asking around, and that's not safe, Jan. Can you just please tell her not to? You know, next time she calls. Why me? Can't you talk to her or Maxwell? Anne? You think that wouldn't raise her doubts? Right. She should hear it from you. You don't get it. I'd really love to do what you're asking, but Lena, she's a handful, stubborn, and I get lost in her crazy logic. Nah. Oh, that sucks. Still, we definitely need to solve this problem. Hey, how about this? Listen, I know it sounds crazy, but what if maybe there's an alter of yours out there who would know how to talk to her? What? You mean... Yeah. Someone, a you who knows how to handle her crazy logic. Huh. Interesting. Just give it a shot, Jan. We really can't let anyone find out. It's for your own good. You guys seem to be worrying about my good a lot. I hope you don't doubt that, Jan. I gotta go offline now. Best of luck. L7 out. Hey, I wanted to ask you about Lena. Lena Berg. Right on. She had a promising career. I wonder what happened to her. So you didn't marry her? Marry? Come on. We both had much more interesting things to do with our lives. And different things too. You know how it is. When people evolve, their priorities change, and all of a sudden, you just realize that if you held on, you'd only be in each other's way. Not if you love someone. Love. So, you're one of those pathetic souls who think they can't be happy without dragging another human being behind them wherever they go. How did love work out for you and Lena? We married. Then we divorced. Thank you for sparing me the sorry part in between. I suppose this concise story proves that it was never meant to be, whatever either of us did.
Meant to be doesn't sound very rational. It's a more colloquial version of the data never matched. That sounds more like you. Thanks. Anytime. Hey, I wanted to ask you about Lena. Go ahead then. Ask. Do you know her? No. Seriously? I wish you could see your face. I can, unfortunately. Hey, I wanted to ask you about Lena. Oh, shit. You're kidding, right? Tell me this is a joke. What? No, do you know her? Look, I don't know what that crazy harpy told you, but I paid her back. Are you sure? Well, almost. I just needed time, but man, did she get all fussy about it. Remember, never borrow money from somebody you met on an app. Who are you talking about? Well, you just asked about her. Lena. Lena Wong. You go through all that shit with her too? No, I actually meant Lena Berg. Ever heard of her? Oscillando, sì, sì. No. Buonasera. Ok, perdonateci. Phew. For a moment there, you got me Troppo sweating shoes rilassante after sto me gioco. in space. Posso pensare, ma c'è qualcosa che non va da un po'? Prima mi Cats sono don't exist toccato in qua. this reality, right? Io ce l'ho, ma non è che Wow. non l'ho acceso. That is a relief. Allora, di I'd like to talk to filtri... you about that filtering system you mentioned earlier. Okay. You didn't change your mind, did you? No, no. Ok, la stessa cosa I'm glad dell'altra you volta. came to me with the idea. I just Per lui wanted ha to let you lavorato know that nelle I'm going miniere, through magari that. hanno dato qualcosa che gli Really? altri non hanno visto e ci I salva la was vita. sure you were gonna say I'm being paranoid or something. No, quindi con l'Ana non può parlare nessuno di loro. Allora così mi sa che ci tocca creare un Latrin Lover. Sì, o qualcuno che ci aiuti. Sì, un qualcuno che è attimino. rimasto con lei anche, ci Allora, il basterebbe. filtro già l'abbiamo fatto, quindi ora lo dobbiamo solo creare dalla produzione. Dobbiamo trovare i cazzi di minerali. I cazzi di minerali, allora. Allora, produzione. No, possiamo fare. Materiale organico va il minatore. Ci raccoglie un pochino di cose. Avamposto di metalli, rapidium e metalli arricchiti in metallo ci va il tecnico e lo scienziato scienziateggio. E noi dobbiamo andare a esplorare un attimino fuori. Allora, ne abbiamo come missioni: cerca altri strani fenomeni e le strade da seguire, crea e posiziona 4 ancoraggi del ponte. La relax crea il gel, però per qualunque cosa noi vogliamo fare, l'ancoraggio per i ponti si creava, aspetta, dovevamo creare la raffineria, o l'avevamo fatta l'altra volta? Forse l'avevamo La già fatta, raffineria. sì, sta là, a fianco all'utero. Ok. L'avevamo già un fatta. attimo per controllare, per fare quelli là che ci servono. Però più che altro, se dobbiamo fare un altro clone, non avevi detto che non avevamo lo spazio in teoria? No, è perché dobbiamo andare avanti, cambiare zona e sbloccare gli altri Shit. componenti. Allora, aspetta, a questo punto facciamo nella raffineria. Diamo lo scienziato un attimino, così ci crea le cose. E noi andiamo un attimino fuori e vediamo un attimino di andare avanti per quanto possibile. Vediamo di allungarci un pochino per raccogliere Secondo me qualcosa. c'è un modo per eliminare
i cloni se ti vuoi fare spazio per farne un altro. Non penso, Loggi, non penso. Allora, noi di qua non possiamo andare. Modo che figa vogliamo fare? Se noi continuiamo di qua, ma c'è l'anomalia e non ci fa passare. Forse dobbiamo forzare la O la cosa. prende nella prossima zona e poi possiamo tornare di qua. Volevo esaminare. Noi dobbiamo passare per forza la situazione di qua. Quindi, al massimo, noi veramente la cosa che possiamo fare è cercare un attimino di capire da qui. Perché tanto la stradina Sì, ce la no, siamo ce l'abbiamo fatta. tutti, i collegamenti siamo a posto. Cerchiamo di capire magari, che non penso che ho buggato io la missione andandoci No, prima non credo o ci in un sia. certo modo. Penso di no, dai. Quindi dovremmo stare tranquilli su questo. Da là non puoi andare, ti giri a sinistra per dove vai? No, è lo shortino che ho sbloccato prima. Se ti butti in mezzo che succede? No, Lozzi, come ti avvicini? Oddio, passato, Lozzi. L'ho detto, A posto, a posto. dovevi essere più impavido, oggi sei Aspetta, aspetta. troppo cacato sotto. Via, via. E ancora? Aglia, la puttana, però ci sono i materiali, aspetta. Ci sono i minerali, vedi? Vedi. Tempesta magnetica. Centro di comando fallimento, cucina fallimento. È tutto in fallimento. Oggi dobbiamo tornare subito alla base. La tempesta sta disattivando tutto. Scendi figlio di puttana. Voglio dire a premere. Allora scendi lo zio. Oh, ok, aspetta. La base è a puttane. Aspetta, ma vediamo di farci tutto per aggiustare. Oh, perché non sei andato dentro? A posto. Allora. Allora, dobbiamo fare subito le assegnazioni. Durante la tempesta manica tutti gli altri si lavorano intorno a 12 ore organizzate. Ah, ok, non hanno effetti negativi, ok, quindi Allora, non ci però la fanno tu, vedere. tecnico, adesso devi andare qui. Noi adesso dobbiamo tu devi fare... fare qua, lo zio. allora, La giornata va così, lo zio fa niente. Amen. Ok, allora, ma è andato in possiamo fare cintura anche libero. qualcosina. Ecco qua, lo zio, già possiamo fare questo. Così facciamo stare anche un pochettino meglio. E questa. E dove va? Sta anche al magazzino piccolo. Però devo fare una cosa, aspetta. Devo fare così. Devo fare un attimo. Devo mettere l'ascensore qua. L'ascensore qua, però devo vedere se non lo fa mettere. No, Non per c'è lo uno non spazio. c'entra. Ah, cazzarola, aspetta. Allora. No, ma alla serra lo zio non ti serve, ci puoi andare da destra. Ce l'hai già gli ascensori per andare alla serra. Ti serve solo poter andare nella sala comune. Il problema è che c'è il magazzino piccolo nel mezzo. Ma ci passa in mezzo, lo zio mi sa. No, aspetta, no. Faccio una cosa. Ecco qua, a posto. Faccio l'opposto così, questo me lo collego qua, però poi da qua lui non sale. Mi metto lancia che si aggancia. Se metto questo in alto qui, questo lo metto qui, un altro ascensore lo metto qui e questo lo metto qui. Scendiamo di qua e poi si va direttamente di qua. Allora ragazzi, sala nuova. Andiamo a vedere pure nel frattempo, tanto dobbiamo passare la giornata qui. Si è rotto anche l'utero, attenzione. No, no, tanto lui si mette ad aggiustare tutto. Alieno segreto. Aumento dell'esplosione emotiva alla prima visualizzazione. 3 ore. È la prima dura. volta che lo vedi. Lo ok? potremmo anche vedere il film, Noi avevamo la partita di beer pong proprio come una beer pong con il tecnico. Tecnico. Vai, vieni, 10. Mentre fuori c'è l'inferno. Oh no, oggi davvero lo dobbiamo giocare. Allora, aspetta. Ok. Deve sempre rimbalzare, quindi mira bene.
No, ok, deve andare Allora, di là. No, tiro, anda. un mostro. Allora, signor tecnico, aspetta. Allora, fa andare il raggio verde in uno dei bicchieri, però, quello là dopo. Così? Esatto, prova così. Damn it. No, non riesco a capire da Vabbè, profondità. lo capiremo, lo capiremo. Lo capiamo, con calma. Anche perché lui non è perfetto. Scusami. Da qua. No, oggi deve fare- andare proprio diretto. sì, Ok. può ok. fare solo un rimbalzo nel Così bicchiere. abbiamo la prova che farlo così non va bene. Aspetta. Ok. Da dentro qua mirare la zona dei bicchieri, più giustamente si va avanti, più è difficile prendere la mano. Ok. Damn it. Aspetta un attimo. A me non sembrava molto, vabbè, vabbè. A me sembrava dentro. Sì, da sì, forse c'è qualche... Ma siamo un po' ubriachi, vedi, lui intanto, hai capito? Vabbè, lo dico, giusto il tempo Cioè, che lo portiamo in masteriamo. faccia. No way. Va bene, signor giudice. Dammi un attimo capire. C'è qualcosa da capire. Siamo decisamente ubriachi. No, però uno già l'abbiamo buttato dentro, già è una cosa. Oggi io continuo a non capire, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo già fatto. Cosa che a lui non è sfuggita. Così è troppo fuori? Così è troppo. Così è poco. Si ribalza qua. Così dovrebbe essere. Capito. Vedi? Viva, strunzo. Questa è la prima, poi ce ne saranno altre naturalmente. Suca. Anche che mallo è più difficile. Vediamo, ce ne abbiamo solo due. Vedi, vedi. La nave sta esplodendo! Ti ammazzo, coglione! Mi abbiamo fatto una bella rimonta, comunque. Sì, sì. Yes. Adesso ma sono difficili. Ancora un po', così forse. Così, pari. Su col. Che abbiamo rimontato stronzo. Mamma mia, Sei stato rimontato. mamma mia. Ma adesso però c'è un problema, Gianmarco. Not bad. C'è un problema. Allora, mentre scoppia la base, noi produzione abbiamo altri delitti di riparazione. Vado a fare la pipì. Va bene. Mentre altri tu ripari. tre. E diciamo al minatore di lavorare un attimino in officina, così almeno ci fa i kit e lui aggiusta tutto. Ok, a sto punto noi già con questa ci andiamo un attimino a migliorare la stabilità di tutto. Come cibo se ne devi fare qualcosa noi. Ok. All done. Should I take care of this now? Ok. Dobbiamo riuscire un attimino. Il tecnico in officina. Quindi di qua. Officina al piano di sopra. Ok, così almeno completiamo la quest. No, perché sta lavorando.
Allora, l'astronave come è messa? L'astronave, la ruota più o meno adesso si sta riparando. E noi però possiamo un attimo dalla raffineria. Abbiamo 16, magari li possiamo già impostare. Non ancora perché ci mancano i metalli, no? Quindi dobbiamo vedere domani mattina se riusciamo a prendere metalli. Metalli e risolvere un attimo qua. Il sole si avvicina sempre di più, ha aumentato attività planetaria. Allora. Aspettiamo Gianmarco per dargli la lieta novella. Almeno adesso sappiamo dove prendere. Gianmarco, c'è un problema. Sono andato a dormire e c'è un enorme problema. Ci mangi una tarantella? Sì, le radiazioni di sera iniziano prima, quindi la giornata adesso finisce prima. Però dice nuove risorse sono apparse sulla superficie del pianeta. Noi ma possiamo esplorare tutta quella zona nuova e magari trovare qualcosa. Quindi il sole si sta avvicinando. Sì. Quindi ci abbiamo che il pepe al culo. Ecco qua. Avanzamento questo, così. It's over. We made it. Che qua la cucina, no? Got a minute? We need to talk. Sì, ok, parliamo con tutti. Un secondo. Anzi, un attimo e facciamo tutti. So che c'è un problema. Che cazzo è successo? Ragazzi, che è successo? Ma ti sei tagliato i bracci? Ma stai bene? Non ci ha perso il braccio. Fuck. Che non gli abbiamo dato gli antidolori. Oh, Did you just chop your arm off? What's it look like? A fucking prank. I had to get rid of it. But vabbè, why? ma abbiamo solo perso ieri. Hai perso It wasn't il pongo. just in my head. It was real. No, e mo adesso? Real pain, and I ended it. Like you Mo lavora la metà, così. Ugh. Just fuck off. Perché non siamo riusciti a mettere a tempo l'infermeria? Ma ci mancava così poco. Dobbiamo fare l'infermeria per forza, Allora, così. Gianmarco, il piano della giornata è questo. Innanzitutto ci servono i metalli. Quindi, metallo. Lui non può andare perché è gravemente ferito. Vai tu. Ci serve dalla raffineria. Ci serve il metallo arricchito per fare altri polimeri. Ma poi possiamo esplorare anche le altre due zone. E dobbiamo trovare tanti cristalli, quindi dobbiamo andare nella zona nuova, però contemporaneamente noi dobbiamo fare una cosa per quanto possibile. Tu non ricercare, ma prendi materiali arricchiti. Noi adesso usciamo e ci andiamo a esplorare tutta la zona qua, che adesso possiamo muoverci un pochino per quanto possibile, sperando di non morire nel frattempo. Allora, è mattina presto, abbiamo un sacco di tempo. L'obiettivo di oggi è mettere l'infermeria. Vai di là direttamente, così. Che di là prendi danno da radiazione. Posso andare via? Vediamo di qua cosa c'è. Via! Sono di merda. Dove siamo sulla mappa? Lo zio, aspetta. L'unico punto che non Passa in avevamo mezzo. esaminato, no? Quindi quando ti stanno per prendere ti fanno questo effetto di particelle che ti attacca. Ok, devo fare attenzione a sta roba. Un attimo sopra. Quasi costruiamo la miniera, subito facciamo tutto.
Tanto, prendi tutti questi. Allora, dobbiamo triangolare e vedere di farci la teletrasporto e stazione fino a qui. Cerchiamo un attimo di capire innanzitutto dov'è. Oh, aspetta, Qua vicino, vicino. sì. Là? Ok, seguiamo il flusso, seguiamo il flusso. Forse sta giù di qua, lo zio. Aspetta, aspetta. No, dice verso di qua, lo zio. Ho usato una batteria, ma tanto mo ci ricarichiamo. Deve essere meno pavido, avremmo risparmiato un bel po' di tempo. Ok, bingo. Il problema è che non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo venire qua con almeno qualche pilone. Qualcosa di qua, ok. Però almeno abbiamo preso dei cristalli e ci possiamo già fare dei conti. Allora, cristallini piccoli in giro ci sono. Con dolcezza e tanta passione. Tu prendi questo, te ne vai e tanti saluti. Ci sono pure altre cose. Chip danneggiato. Oh, attenzione, potenziamenti di livello 2, lo zio. Questo può tornare molto utile. Dispositivo Ottimo. misterioso. Looks like some kind of device. Maybe there's a way I could use it. Adesso non ha il braccio lungo. No, è il minatore quello che non Ah, c'è è il il braccio, minatore, sì. è vero, scusa. Tanto che sono tutti uguali, in realtà va bene lo stesso. Sì. Maglietta di una band e un bong. Ok. Tutti oggetti per la stanza. Questo è il teletrasporto per l'inizio. Porca miseria. Non ci abbiamo manco questo. Ok, lo zio, allora possiamo fare un paio di cose buone. Vai, sono ancora le 10:46, lo zio. Oh, buonasera Pierluigi. Poi Ciao, Pierluigi, bello. bonsoir. Abbiamo iniziato più tardi stasera, quindi no, vai tranquillo. Per salire non ci abbiamo l'energia. Oh, cazzarola. Siamo tornati a forza di ok. Potevamo passare in mezzo a sti cosi. Non c'era un Pierluigi. pilone qua vicino? No. Allora, già mamma, il piano è semplice. Dobbiamo tornare tutto indietro. Farci tanti piloncini. Quanti giorni mezzi Con ci la sono rimasti? farmacia, Così? almeno l'infermeria riusciamo a farcela. Ci possiamo fare un bel boost adesso. Perché sennò chi lo muore così. No. Il minatore si è tagliato il braccio. E cazzi, Sì, per Luigi è successo un casino, c'è stata una tempesta nel giro di magnetica. 5 minuti non si è capito niente. Il giorno dopo il nostro cacchio di minatore si era amputato il braccio perché gli avevamo tolto i farmaci, se ti ricordi pure l'altra volta. Però abbiamo trovato un giacimento di cristalli. Ok. Allora, siamo dentro. Quanti filtri abbiamo? Manco uno. Ottimo. Allora. Punto primo, un filtro per restare 24 ore.
sospesi e va fatto prima questo. Ci vuole qui. Tu stai facendo, La vado, zio. però metallo, no, metallo già ce l'abbiamo. Tu sei officina. Allora, vieni un attimo qua perché nel frattempo dobbiamo ottimizzare il tempo. Allora, dobbiamo vedere innanzitutto What's up? dov'è la sala? Dov'è la sala? Lo facciamo di qua. 60 sgrondels. Quindi per fare 60 sgrondels a noi ci conviene fare nell'ordine per ottimizzare del tempo uno di questi. Lo devi fare subito dopo le radiazioni. Uno di questi per aprire il passaggio ci velocizzerebbe. No, perché è sempre lo stesso numero di cose, quindi ci conviene fare Opilona, Another Pylon in the Wall. Quindi dobbiamo fare in questo modo qua. Però possiamo guadagnare del tempo se fai prima l'avamposto e i piloni, così il tempo che tu costruisci il filtro, anzi i filtri a questo punto, se ce ne facciamo a fare un altro, manco cazzo. Allora, parlaci, dici tutto e che poi dobbiamo andare subito in missione. Thanks for the game. Yeah, you're not as Comunque, bad as I thought. Maybe there's Comunque, still potential in you. grande remontata. You really need to Abbiamo stop fatto una partita, believing people. la prima partita beer pong contro di lui ci stava battendo 5-1, abbiamo fatto un rimontone esagerato. Per esempio costruire una sala comune. You mean like building a social room because someone misses beer pong? Exactly. Or building a dormitory when they can't get a good night's sleep. Ah, però è anche una Are cosa di you telling me I should have ignored you? No, man. No, I'm glad you didn't. I'm just saying people are gonna want things from you. Questo è Piano vero. piano, Sì, ma voi di noi li Just stiamo like tenendo that. però a quello bada. si è tagliato il braccio, porca la miseria. Whoever else Lo you zio, were. purtroppo la scelta You era gotta questa. learn how to say no sometimes. Because you'll Però qua, never se fate please richieste everybody. giuste per quanto Sì, possibile, oppure You can fa. forget about yourself. Like with Dad? Yeah, sort of. I guess you're right. Sora, detto Sora. Thanks. Detto Sora. Non l'ha detto, se Sì. non, non c'entra. Ah, volevi parlarmi? You wanted to talk? Vi facciamo vedere pure il dispositivo. The magnetic store. Oh, ciao Quite Regen! alright. Poi Regan, bonsoir. Ragazzi, perdonate, Tell siamo me arrivati about un po' più tardi del solito. Glad we're out of it. For good, I hope. Ah, Hope is the mother of fools. ah, If you ask me, it looks questo è like per voi, ragazzi. occurring Vi voglio magnetic bene. storms might Qualcosina be a contro thing le around here. tempeste lo possiamo studiare? We should think about how to prepare in case another one Ma hits quante us. cazzo di queste che danno? Hai un piano? Any ideas? Actually, yes. Coraggio, Tell me. condividete le informazioni. Well, it's pretty obvious that during emergencies, Okay. the base relies heavily on existing supplies, right? Right? That Allora, means faccio un we po' da- could use Ah, no, a metti un po' di smarter su, way certo. to manage our production. To make sure we have a stable backup of all the crucial esatto. E stuff. noi quello stiamo Sì. cercando di fare. That would be nice. Well, listen to this. Sì, bello. Rifornimento I found sport. something in the Ehi, manuals. che cos'è? The procedure we could set up. It's called Uphold Production. Allora, Regen, ti spiego subito appena finisce un attimo il dialogo, perché è successo un casino. Un botto di cose, tutte Radiation insieme nei filter, Successo un primi bordello, mesi. Regan. Establish the amount of it you always want to have at the ready. Whenever you have less Un items on stock than automatismo you proprio come need, le mod di Minecraft. Tipo, noi stavamo andando al manicomio per i filtri dell'aria, impostiamo il minimo e siamo a posto. huh. Però ci servono That tante sounds like it could risorse. spare us a Mo lot of vediamo di ricercarlo e di potenziarci. Mo l'obiettivo a noi è fare Exactly. l'infermeria. Try it out and Ci serve che lui ci costruisce il tutto, i piloni, e dobbiamo rendere operativo entro la fine della giornata e prendere 60 minerali. Ah, giusto, c'è anche lo strano dispositivo. Look what I found. Any idea what it Magari could qualcosa be? che ci può velocizzare? let's see. It looks like a Quello per qubit chip. potenziarci. Qubit chip. Ottimo. Yeah, like an enhanced storage for quantum computing operations. It could be useful for increasing the efficiency of our Come lo QC aggiustiamo? unit.
Come lo Not to inseriamo? mention accessing new tech in the research lab. Mettilo, dai, mettilo. Sembra rotto però. Sembra It rotto. looks broken. E possiamo creare altri alters, quindi abbiamo un altro po' di un A certo little love in aiuto. the workshop should get it up and running. Gotcha. Thanks. Allora, Regan. Ehi, momento. Assertività presa, a volte bisogna dire no o giungere a una decisione senza pensarci troppo su. Il tecnico ti ha mostrato come difenderti dagli altri. Mostra risultati. È una skill. Se completiamo le quest secondarie, Lo so, completiamo il vabbè, quadro tutti. d'insieme. Allora, Regan, penso che facciamo prima a farti vedere che cosa è successo, anche perché ci vuole parlare. Quindi forse facciamo la prima a muta dell'officina mostrarglielo. o della cucina. Ok. Dobbiamo capire come Manuale, cacchio si fa, aspetta, no, che già sembra attivo. Riconoscimento, barriere, livelli di manutenzione, esplorazione base, rifornimento. Ti aiuta a gestire se apre una coda di produzione per stabilire quante esemplari di ogni oggetto prodotto puoi sempre tenere in magazzino. La quantità scende al di sotto, no? Seleziona e poi aggiungilo alla coda con X. Ah, allora aspetta, quindi se noi facciamo il tutorial, mi sa. togliamo questo e togliamo questo, se noi mettiamo questo con X, ne devono stare sempre 3. Ok. Lui lo tiene sempre qui dentro qua Ok. adesso. Il chip super più già lo possiamo pure fare. Aspetta, però spenderemo le Però risorse. dobbiamo fare prima l'infermeria e potremmo fare pure questo, ma qua lo fa la stesso questo, discorso. facciamo pure questo. Allora, Allora, queste cose qua. Regan, ora ti facciamo vedere che cosa è successo. Prego, Dozzi. Allora, innanzitutto tempesta magnetica, abbiamo subito dei grossi danni a tutta la struttura, però siamo riusciti a restare in piedi. Abbiamo scoperto che se ci infiliamo tra quelle entità strane che abbiamo visto in giro, riusciamo a passare. Abbiamo trovato i minerali, abbiamo trovato dove prendere i minerali, però c'è un problema, ci siamo svegliati stamattina. No, io ti faglielo vedere. Siamo svegliati stamattina, noi devo stare pronto qua che appena ci dà le cose dobbiamo scappare. Oh, ciao quello! Buonasera, Ciao. quello. Ragazzi, il Minatroie. minatore si è tagliato il braccio. Ci è svegliato, ci siamo svegliati, siamo corsi tutti in cucina piena di sangue, si è tagliato il braccio. Perché gli faceva troppo male. Ferito grave, se non gli mettiamo l'infermeria entro oggi potrebbe morire. Vorremmo non far morire nessuno. Sì. Quindi ci stiamo preparando nelle prossime 5 ore. Il sole si sta avvicinando, quindi le giornate finiscono prima. Dobbiamo arrivare lì, montare tutta la stazione, prendere 60 minerali e tornare indietro. E pregare la Madonna. E pregare. Siete in ritardo. Quello, noi non siamo in ritardo. No, noi no, facciamo siamo il è vero. cazzo che A vogliamo. parte questo punto, questo concetto cardine, mettiamola così, però è vero, siamo arrivati in ritardo. Sia chiaro. D'accordo? Quindi ragazzi, la nostra scelta di non dargli più le pillole ha portato al suo amputamento del Allora, braccio. uno ce l'abbiamo. Stai zitto cortesemente, quello ti banno. E poi nel vediamo. frattempo fai qui. Poi vediamo. Però per non prendere ed essere poldati, facile che ci facciamo tutto il conto, ma manchiamo qualcosa. Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, Lazzi, metti un timeout di 1 minuto a quello. No, cortesemente. lascialo stare, quello Dai. buono. È un punto. Ehi, tutte le volte che ti ho assecondato io su Francesco, tu mo me lo devi. Ma Metti lascialo mo è arrivato. Tu Allora, mo- se lo rifai, se lo rifà. Mo è arrivato. non magari avrai mai deve- più il mio appoggio nella vita, qualunque cosa dirai. Va bene. Quanto avevi chiesto? 1 minuto, come Francesco. Quello che gli metti a Francesco, non so che cazzo è. Lo standard. Quello di standard, no, noi il aspetta, ban, aspetta. Segno di protesta. Sì, non insegno di potere. Si sacrifica Pierluigi. No. Fa da scudo Pierluigi, attenzione. No, dai, Allora, lasciamo quindi stare. azzecca per lui. Allora, se lo fa di nuovo, Va bene, dai. 2 minuti. 2 minuti, ok. Se lo fa di Ok. nuovo. Ok. Plot twist. Colpo di schiena. Così, raga. Ringraziate Pierluigi che ha coperto il colpo Si è per sacrificato voi, per piccoli quello. pezzettini di sterco che non siete altro.
Ma poi è solo quello il pezzettino, perché Reagan ha fatto niente No, per io generalizzo. generalizzi. Allora. Però in tono affettivo, capito? Che No, si vuole non bene. si sacrifichi. No, raga, non lo timeoutiamo a Pierluigi così. La mia è una protesta. Quello Mo abbiamo risolto la situazione, perché ti rimetti in non un mi nuovo costringe. casino? Non mi Per costringere. piacere, già abbiamo sedato la rivolta. Perché insistere su queste cose? Perché? Ma facciamo così, Lascialo stare a se giocare. Reagan ti dà pure Reagan la sua benedizione che ti para il culo, io mi sto sparando un lemonissimo. Non è una benedizione. Vabbè, buono. De gustibus. Perché no? Così, Dai, allora. che non ci abbiamo tempo. Almeno con 3. No, questa non è una benedizione. Non penso. Mo c'è da capire se sta parlando di un gelato o si sta limonando ardentemente qualcuno o qualcosa. O da solo. C'è O da pure solo. questa possibilità. Ok, aspetta, già ce l'abbiamo. Comunque Reagan è un personaggio della lore particolare, c'è da dirlo. Mitologico. Sì, c'è da dirlo. Allora, no, dobbiamo fare tutto l'Ambiridan. L'ambaratrattico. E c'è poi tutta la zona Tipo da continuare ad Sì. esplorare. Allora, dobbiamo sbloccare questo passaggio qua. La compilation dei demoni di Reagan, esatto. Ovviamente ragazzi, dato che ora il tipo ha perso il braccio, non lavora più. Quindi abbiamo anche un uomo in meno. Al momento perfetto. Allora, Giusto per un piccolo appunto. così per il Gaudio, per divertirci un po'. E che non può mai andare niente bene in No, questa ma gazzia, mo abbiamo trovato i metalli. Però il problema è che si scioglie troppo velocemente rispetto agli altri ghiaccioli. Questo sì, Reagan. Però se guardi il lato positivo, in genere se si scioglie prima è perché ci sono meno additivi e robe varie dentro che lo tengono compatto. Almeno di solito funzionava, mi pare funzionasse così. Quello se l'è tolto il minatore, il tipo che diceva mi fa male il braccio, mi devi dare le pillole perché sennò sto male. Gli abbiamo tolto le pillole l'altra volta e lui si è amputato il braccio. Sì. Forse riusciamo a fare giusto qua, poi non ce la facciamo ad arrivare a 60. Allora, vediamo un po'. Ok, si è collegato pure in automatico, ottimo. Che manca per l'infermeria? È dei minerali? Minerali, sì. No! Loggi, la tempesta! Le radiazioni! Loggi! Cosa sta? Teletrasporto di qua. Stanno salendo un sacco! Fuggi, figa, fuggi! Fuggi da Foggia! Torno alla base. Dobbiamo prendere domani mattina. Puttana! Abbiamo le radiazioni altissime. Quello però il problema era un altro. Se noi gli lasciavamo le pastiglie, quello continuava a fare incidenti, magari non moriva lui ma faceva ammazzare qualcun altro. Allora, un filtro c'è, piano piano gli altri si stanno facendo. La giornata è stata quella che è. No, domanda, secondo te se uno di loro muore lo puoi ricraftare oppure quella lavoro è perso per sempre? Possibile. Allora possiamo ottimizzarci visto che il sole sta andando avanti. Tanto i minerali ce li dobbiamo andare a prendere domani. Sì, noi per fare 4 di questi ce ne servono 2, 4, 6, 8, 80 di polimeri. Serve facciamo di risorse che dobbiamo fare. Però a sto punto è per ottimizzare il tempo. Miglioriamo il computer quantistico. Vai. Fai un attimo prima questo, se almeno ci potenziamo la base. Tanto noi dobbiamo andare soltanto a dormire. Nel frattempo per domani, visto che stiamo finendo anche la pappa reale che sta finendo, signor tecnico, lei vada in serra perché già ci sono delle belle verdurine, 3 confezioni da 10 già predisposte. Tu le fai e poi domani ce le cuciniamo. Se saremo ancora vivi, magari domani ci svegliamo. Ok, buonanotte a tutti. Il sole si avvicina. Buongiorno mondo. Buongiorno a tutti.
tecnico non è che per il minatore ha perso sempre un Questo braccio. è l'animale mentale, sì, poi abbiamo Before messo you anche head la out, sala make sure you svago, have all Reagan. the important Sì. equipment. Ah, è vero, ragazzi, prima abbiamo fatto grande partita di beer pong contro il tecnico Hey, e abbiamo something vinto you con wanted una to rimonta discuss with me? incredibile. Ci stava Remember battendo our 5 a little chat 0. about success? Sì, stava Yeah. massacrando. What about it? I wanted to suggest we push Eccolo là. Bro, siamo in 3. Vai, Tell dimmi. me. Vabbè, Crunch dimmi come hours. possiamo migliorare. Clean and simple. A lot of productivity is wasted on socializing. Effettivamente, in casi di emergenza un pochino di straordinario per fare Ma qualche quello lo fanno, verdurino. però. No, lavorano solo quegli orari là. Non la dice nell'emergenza. Tu se vuoi, c'è il Solo, modo. aspetta, adesso quello che ci ha detto durante le tempeste magnetiche, Sì. loro in automatico fanno lo straordinario per sopravvivere. Sì. Prima sta parlando di farlo anche durante le giornate normali. Sì, c'ho boca fa. Il tecnico è il mio preferito, potentissimo. Saremo davvero più produttivi? Just watch and rejoice. Of Ok, course they won't be facci happy capire come about it, funziona. but it's a small price to pay. I guarantee Oh, that. abbiamo dato la sala di Still, it doesn't riposo. sound Lavoriamo like in something I maniera can keep up migliore e più forever. ottimizzata anche No, con gli but automatismi. even Se doing it at serve small proprio in intervals can emergenza si fa un drastically po' speed up the così. completion of crucial tasks. Ok, ci Ok. proverò. No, ci serve not? per forza, già ma I siamo might just try it rovinati. out. Excellent. Just don't wait until they get used to procrastinating too much. Di wanted cos'altro to volevi discuss something? parlare? Yes. That Ecco, moron di who quell'idiota che si è amputated his amputato arm un for braccio no senza un reason. motivo. Can you believe it? At a moment like this, we can't afford to have unproductive crew Come members aggiustiamo on la board. situazione? Not much we can do about it now. Well, we have to do something. That's why I Non dire wanted di to talk. ucciderlo perché ti I dico could fit him subito with di a no. prosthetic arm. That's a Ottimo, great idea. Ok. Don't get ottimo. beside yourself. It's a standard procedure in such cases. Of course, I'd need a little time to tweak the details. Just assign the task Ok, to me. and I'll laboratorio know what to subito e do. fai subito la no cosa. doubt. Noi andiamo a minare la We want giornata to per meet our prendere i targets. cristalli. Tu fai la prova. Così Need a ridiventa minor operativo e ce ne malfunction. abbiamo uno nuovo. Contemporaneamente dovremo anche sbloccarci. Puoi assegnare lavoro straordinario tramite la scheda assegnazione. Ecco Questa qua. funzione è abilitata, tutti gli altri devono lavorare su turni di 12 ore. Allora, ricerca a sto punto. Menatelo. Protesi al braccio. Forse effettivamente era la soluzione più facile dall'inizio fargli fare una protesi a questa. Ok. Facciamo così, mentre tu fai la protesi e straordinari adesso non ci servono. Allora, lui sta in... No, a questo punto tu devi andare subito al laboratorio di ricerca e devi fare qua. La coda per la produzione c'è il chip. Come lui finisce di fare il chip, lo mandiamo a scavare da qualche parte. Sì. E contemporaneamente noi andiamo a minare un attimo dei minerali. Anche perché abbiamo le radiazioni altissime, magari con l'infermeria. Però aspetta. No, tanto ci abbiamo il teletrasporto. Eccoci qua. Lo so che ti stanno finendo. Stazione di lavoro. Ok, ha completato la prima ricerca. Ah, poi ragazzi, altro dettaglio. Prima ha chiamato un'altra volta il tecnico Lucas sul coso, ha detto che la nostra ex fa troppe domande, Elena. Dobbiamo trovare il modo di convincerla a non fare più casini. Sta un po' tranquilla, deve stare un po' tranquilla. Questo Dovremo è stato il creare messaggio un che nuovo alter probabilmente, quindi siamo pronti. Allora. Ricerca, già l'hai fatto il braccio? Ok, allora visto che già hai fatto il braccio, no, e aspetta, noi dobbiamo fare nell'ordine. Prima dobbiamo mettere l'infermeria da qualche parte assolutamente. Dove? Quanti spazi ti servono? 336 spazi. Sono 6? Allora, aspetta, possiamo fare così, Devi fare un aspetta. po' di spostamenti, sì. Questo non si sposta. Questi giustamente qui non si mettono, che dobbiamo fare l'upgrade. Però se faccio così, attacco sempre al cazzo.
poco ma è sicuro. Però, Due di quelli ti puoi iniziare a spostare di là. Tu teoricamente qua dentro non ci devi entrare, così no, ti serve però un nuovo penso che devono magazzino. essere, magari devono essere per forza collegati per Prova a essere vedere. attivi. E al momento li metto così, un altro me lo sposto di qua e l'infermeria ci entrerebbe qua, giusto? E mo adesso questi due giustamente non sono collegati, no? Devono essere collegati, insomma. Lo zio, allora non lo so, bello. Allora, aspetta, mo una soluzione la si trova. Sì, più che altro forse se salva qualcosa. Facciamo così, aspetta. Mettiamo questo qua, mettiamo te qua nell'angolo, mettiamo te qui. Uno lo possiamo già mettere qui e abbiamo risolto. Fai una cosa se puoi. L'arca la puoi spostare da là. Sì, Sposta questa qua giù. e mi collego lui qua. No, però per l'arca non è No, collegato. deve rimanere. Perché a che pro deve essere collegata sta forse cosa? per essere funzionale. Che noia. Sarebbe anche soltanto un quadratino di qua. Adesso faccio una protesta e mi denudo in live. Ah, non mi denudo? Non ancora, perché forse facciamo in questo modo qua. Colleghiamo questi direttamente con questi. Se questo lo mettiamo qua e... No, non combaciano gli ascensori, aspetta, fatto cazzata, però forse fatto cazzate in un certo modo, aspetta. Qui con un altro abbiamo risolto e resta sempre lui, l'unico e solo. L'unico e solo figlio di Bottana. Vediamo se ce lo fa tenere così e poi dopo si... no, alcuni moduli non sono collegati, quindi devono essere collegati per forza. Sarebbe soltanto switchare questo, porca la miseria. Allora, riprendiamoci i punti da questo. Questo non lo posso spostare. Aspetta un attimo, forse così. E qua, eccola. A posto, già m'ha fatto. Easy, così. Dormitorio adesso non è collegato un paio di palle, scusami un attimo. C'è anche qualcos'altro, mi sa, lo zio. No, sono quelli col bordo arancione. E il giallo là sotto che è successo? Perché mi dice questa cosa? Quale? È perché dobbiamo potenziarci per muoverci, siamo troppo pesanti. Però abbiamo il chip, già va bene. Ma che cazzo è stato? Quello un coglione che driftava con la macchina. Servono tutti i magazzini, allora. sì, Regen, per forza. No, adesso dobbiamo fare innanzitutto il braccio, quindi dobbiamo tornare immediatamente di là, andare a farci altri 30 di questi e risolvere la questione del braccio. Ci abbiamo un'altra persona in più. Vai. Le provviste stanno finendo, lo sappiamo. Aspettiamo ragazzi, ma pensiamo a tutto. Ok, allora. Ragazzi, riorganizzazione. Nella serra ci va il tecnico. Ricerche fatte tutte. Manca l'analisi delle tempeste magnetiche. Quindi potremmo un attimino capire. Inizia a fare questo, così capiamo come muoverci. Noi dobbiamo andare a dormire. Però dobbiamo fare questa. Possiamo vedere qua. Non ci sarebbe la pappa, ma non abbiamo più risorse né altro. No, allora. Nella serra noi avevamo avviato qualcosa, ma lo scienziato ha fatto poco, giustamente. Noi dobbiamo andare soltanto a dormire per il momento e pregare. Abbiamo l'infermeria, no, abbiamo l'infermeria, ma domani mattina parliamo con tutti. O forse conveniva prima di andare mo a letto. Ah sì.
quando Ok, dobbiamo- però abbiamo messo le cose che ci servono. Sì, Allora, tecnico è nel dormitorio. ah, è finito il cibo, lo zio. Quindi mo adesso scienziato, guarda, vai in cucina, Mi metto a fare qualcosa. aspettiamo subito il tecnico che ci prepara il tutto. Dobbiamo vedere nell'infermeria se si è sbloccato qualcosa, che effettivamente non ci siamo mai stati. Ah, ecco. No, vabbè, mo risolviamo, Sì. ma andiamo a piantare noi e iniziamo a fare qualcosa. Ma avevi detto pure tu, Allora, Regan. possiamo prendere nell'infermeria per guarire velocemente. Ah, puoi dormire in Sì, infermeria e di pure abbassare la noi, radiazione? perché così non penso salti tutta una giornata. No, oggi abbiamo fatto una cazzata enorme. Cazzo. Allora, però oggi siamo guariti completamente, ok? Però abbiamo Vabbè. perso i giorni interi oggi. I'm done Vabbè. here. Should I do this now? Allora. Mamma mia. Pure le radiazioni un'altra volta la barriera è finita. Io mi sono rotto il cazzo di questa nave di merda. Non Allora, funziona niente. aspetta. Siamo guariti dalle radiazioni, quindi possiamo andare fuori. Già questa è una cosa buona. Ora, la serra è sopra. Innanzitutto dobbiamo mandare in infermeria. Già ci sta, già ci sta. Già sta andando lui? Minatore, eccolo qua. Fra Ecco 4 dell'infermeria. ore si riprende un altro volo. Ok, almeno così risolviamo la prima cosa. No, quello io non ne posso più. Questa ruota è allo scatafascio. Nessuno fa un Siamo cazzo. effettivamente in un momento di Quello si è problematiche. tagliato il braccio, non tu quello, ma quello, questo qua il... Abbiamo buttato un giorno, però noi siamo guariti totalmente dalle radiazioni. Va bene. Chi Va sono bene. rumim là? Allora, a sto punto abbiamo un pochettino di bobazzella, ragazzi. 3. Momento, questo possiamo. Pure il telefono, in mano. Vedi che servono? No, quello senti suca, te lo dico. Ok, iniziamo a dare il cibo così stanno tutti un pochettino più Regan, metti quello a letto per cortesia. Poi, prima della telefonata, a questo punto facciamo noi la protesi. Ok, mo parliamo con tutti. Allora, minatore nel dormitorio. Scusi, abbiamo il braccio per lei. I have something for you. If it's painkillers, I don't need No, them anymore. c'è qualcosa di meglio. I'm fine. No. I've decided to fit you with a prosthetic arm. Oh? That way you can get back to working normally. Non ho ancora finito i compiti. Okay, yeah, sure. Why not? I gotta tell you, trying to light a smoke with one hand sure was a bitch. Allora, i filtri li stiamo ancora facendo, questo lo abbiamo risolto. Figo! Quindi lui adesso può andare effettivamente fuori e a sto punto a noi ci serve urgentemente i minerali. Minatore. Tra l'altro è vero, quello, tu mo sei in festa fino a settembre e Minatore deve un passa. attimo riprendersi, è vero, Pezzo sì. di merda. Beata te. Allora, dobbiamo andare nella serra per il tecnico. Suggilo? Cosa vuol dire suggilo? Sugilo è passato anteriore. Che si gode. Che pezzo di scoda. Capi, Regan? Noi ci facciamo culo. E quello sta in vacanza. You wanted Va to talk? bene. Una vita in vacanza, vabbè, I ha wanted to studiato thank you tutto for l'anno, all se le the merita. Arriverà Con anche che il tuo voto? momento. Aspetta, però, Wait, sincero, It was just a ruse il and I voto still finale have to qual è push. stato? Com'è stato quest'anno? Che sarà stato forse distinto, ottimo. No, quarta elementare, più o meno. Insomma, roba del genere. Ok, allora, già abbiamo preso delle verdure, quindi possiamo già iniziare a programmare una cosa in quest'ottica qua. Fai stare sempre Non dovevo almeno- all'asilo. Quello, se tu fossi all'asilo non staresti parlando qua così. Mi auguro. Facci due pasti buoni, te devo dire. Mettiamo qua. Comunque e una dopo merda, che hai fatto? Quello non hai studiato? mettiamo. Non hai fatto un cazzo tutto l'anno? Quello ti capisco perché manco io faccio un cazzo. Quindi no, non ti posso giudicare proprio Dico, io. vai un attimo a cucinare.
Ricerca lui qui ha quasi finito. Come ha finito lo mandiamo fuori dalla basta la comodità del laboratorio. Vai a minare. Non rompere i coglioni. Facciamo una cosa, guarda, quello ti racconto un aneddoto di quando stavo alle superiori. Tu questo non te l'ho mai raccontato forse a te pure, così. C'è qualcosa da una parlare. rivolta. Ah, vedi il fatto del cibo forse. Ok, devo parlare con lo scienziato che si trova nel laboratorio. Comunque quello, io avevo un compagno di classe alle superiori che era di origini bielorusse. Io ho sempre pensato che lui fosse un agente segreto. Un giorno si appiccicò, scusa, litigò con questo mio compagno di classe che era cintura nera di arti marziali. Jan, we're fed up with Questo your mistakes. atleta gli diede un colpo con un calcio dietro la testa, una roba assurda, ragazzi. Il mio compagno bielorusso non si è mosso di un centimetro, si è girato e gli ha detto: tu non mi fai paura. C'è stato un silenzio generale. Dopo tipo 2 o 3 settimane non l'abbiamo mai più visto. Probabilmente sarà tornato nei servizi segreti. Fine dell'aneddoto. Così. Ci ha fatto la raccomandazione, guarda non c'è cibo, però già abbiamo risolto. Reagan, tu non hai idea di quello che io ho visto alle superiori. Tu non hai idea. No, era uno scientifico scienze applicate, ragazzi, quindi senza latino ma con l'informatica applicata. While analyzing the nature of this phenomenon, I discovered something very Ok, cosa hai curious. scoperto? You do know how dangerous it is to be outside the base during sì. the magnetic Una storm, right? protezioncina in più. Sì. I do know. The radiation levels go crazy. It could be lethal. Well, it might be hazardous to health, but if you're a risk taker, it could Tipo, also be worth Stai un the while. pochino di più la notte, beccati tot What do you radiazioni mean? e sblocchiamo il potenziamento. I've been ah, tu performing stavi al some tecnico, io Pierluigi, observations, grazie, avete and detto it bene. seems that the energy of the magnetic storm stimulates certain resource deposits to be No. more Quindi active. di notte ci sono più risorse, giusto? Ah, Two types of deposits, to be precise. Organics and rubidium. In practical terms, it means they can be mined much more efficiently during a storm. Isn't it fascinating, Jan? Those chissà che fine ha resources are fatto in quello, tune sto mio with the amico. Sono magnetic sempre stato field curioso di somehow. sapere It's che fine like avesse a fatto. mysterious, unheard of ecosystem. Noi dobbiamo Absolutely. approfittare, sì. Sì. Hai fatto pure Usurdat Namurat, Pierluigi. Bravo, fatto anche il Militar. As long as you don't send me Tu lo out. facessi lo zio. Certo, fai pure a patto che non mi mandi Tu qua. adesso già non No, lo non l'ho fai fatto. L'86 è stato l'ultimo Era anno, l'ultimo. quindi io sì. No, vedete, Ho saltato. quello in realtà lo sai, non so se c'avevo il suo numero, perché non è che avessi questo grandissimo rapporto con i compagni delle superiori, ti dico la verità. Lena? Ciao tesoro. Hey. How are you holding up? Fine. It's fine, really. Stiamo We need morendo, more. non abbiamo risorse, non abbiamo... Okay, that sounded sincere. What's up? Well, you said you wouldn't mind me keeping an open channel, so I thought I'd check up. I'm worried. Mining Ops is not giving me too much information. All they told me is that you're having some kind of a delay. Is it true? Are you in Abbiamo bucato trouble? la ruota. Se bucare, dovremmo aspettare il grommista spaziale. Piccolo ritardo. Vedo io, tutto a posto. Tu non fare Per me domande. ci sta. Tu non fare domande perché già ci è arrivata la minaccia in diretta. Sì. Noi a lei vogliamo bene, sta cosa l'abbiamo capita. Se di quella a me base è bloccata, no, e quella fa subito domande, inizia a fare domande in giro e dall'altro lato la fanno fuori, quindi Yeah. It's è un attimino just a little tranquillo. delay. L'importante like è che lei I non told sa you. degli Don't worry about alters it, e non nothing I sa can't quello che handle. sta succedendo. Sure. Di essere stato profondamente Yeah. odiato da tutti i professori Can I danno at scienze least generali. ask what your Perché plan loro is? non ti conoscono come ti conosciamo e ti vogliamo bene noi, Reagan. Pezzi di merda. Oppure sei un pezzo di merda, potrebbe essere anche questo. Allora, qual è il nostro piano? No, questo è un po' aggressivo. Quindi sto costruendo un ponte su un fiume di lava. C'è un fiume di lava e noi lo stiamo attraversando. Problema, Build a soluzione. bridge across a lava river. Wait. Did I get that right? Forse You're questo. building a bridge. Abbiamo la base on your own. tecnologica. Look, this isn't personal. Renato, ti devi fare i cazzi tuoi.
but the way this situation is managed is wrong in so many ways. I looked up this Maxwell guy, and there seems to be a weird secrecy around him. everywhere he Allora, goes. Questo l'avevamo intuito. Fatti Secrecy. tuoi, non mettere la Yeah. plella dentro e Not scavi. much information No, poi ti about how he scavano. got into mining ops. Nothing on what he did prior to that. I'm starting to worry he's playing games to get all the credit for finding E Rapidium questo noi già l'avevamo. at the cost of your Elena, safety. buongiornissimo. Già c'eravamo arrivati 20 giorni fa. Queste cose però ti ringraziamo del pensiero. Non mi piace neanche lui, sì, Yeah. verità. I don't like him either. Then why did you put your life in his hands by going on that stupid mission? Fate colpo su di te. Secondo me è troppo intelligente per cadere in una stronzata No, ma simile. c'è una relazione d'amore tra tutti e due. Loro sono ex, lo zio, attualmente. Quindi, Ex moglie. però Quindi- tu stacci a sentire, fatti pure. Non lo so. Fate- Fatti. Aspetta, ma questa è la ma questa è la sua. No, no, quello non è lei. Era un ragazzo grosso, muscoloso e faceva anche parkour. Ragazzi, era una spia Might be palese. impressed. Please. Specie di I'm James sorry. Bond sotto copertura. Sì, io se But penso I'm ancora a not. quello che si poteva fare quel ragazzo, io sono Forget ancora I convinto asked. che sia Forget un I agente even- o qualcosa. Never mind. You know what? I better go. I hope Maxwell gets you home safe. Bye, Cioè, devo Jan. far raccontare da DJ Chris sta cosa. Vabbè, Che DJ Chris si ricorda tutto. allora. A sto punto a noi che ci conviene fare? A noi ci conviene fare per quanto possibile. Innanzitutto dare fuoco al minatore. No, mo sta pure lavorando. Ok. Però tanto c'è il braccio OP adesso. Il chip lo abbiamo fatto. Quindi Deve andare nel computer quantistico. I'm done here. Should I do this now? Allora, aspetta. È nel magazzino? Sì. Computer quantistico. Il computer quantistico Dove è deve in essere? alto. Dove? Di qua. No, di qua e di qua. Ok. Posso installare l'UCIP? Cyberfisti. Ecco qua. Miglioramento. Ah, faccio due cazzo. Vai. Livello 2. Possiamo prenderne uno. Un altro. Allora, Ragazzi, allora, finiamo in bellezza stasera. medico cura gli alter 8 volte più velocemente in infermeria, cucina il cibo più velocemente e Lui, per me già è lui, sappilo già. Per me già è lui. il suo curriculum parte già benissimo, parte già proprio bene. Tecnico ce l'abbiamo. C'è questo qua. Operaio però dobbiamo continuare e sbloccare il resto, che al momento noi siamo arrivati qui e questo già ce l'abbiamo. Lo scienziato ce L'ha l'abbiamo. Il botanico che coltiva al 100% le Sì. piante. Sotto non abbiamo niente, sopra invece abbiamo C'è lo sbirroll. la guardia Sì. e basta. Questo era l'altro nodo. Io ragazzi, non so voi, ma io sparo medico tutta la vita. È comunque un gran cervello, una persona intelligente di base, ci aiuta nelle cure. Onesto ragazzi, secondo me medico è la soluzione più giusta attualmente. Però non lo possiamo creare perché serve il livello 3. Abbiamo poltato male, cazzo. ci sono rimasto male anche io. Botanico? Così ci fa il A cibo? questo punto sì, risolviamo il problema del cibo definitivamente. Dov'è il botanico? Si può? Costa Sì. 20, ma noi non ce li abbiamo. Ah, non abbiamo il materiale. Allora no, niente ragazzi. Allora, però aspetta, questo subito lo possiamo risolvere. Minatore Un attimo adesso di va. pathos. Noi dalle missioni, ecco qua, ma qui ci sono tutte le ricerche nuove, quindi mo adesso Arrampicata economica. Antani, Questa ti quindi consuma richiede solo uno e uno di meno. energia. Sì, mica male. pilone più Vabbè. grosso, capacità della sonda più sonde, quindi possiamo trovare più facilmente. Conversione ALX organico, sblocca la tecnologia necessaria per convertire iLake in materiale organico nella raffineria. Non so cosa sia la lake. Allora, modulo eh. magazzino medio. E noi togliamo quelli e mettiamo questi qua, così ottimizziamo un pochino. Stanza di recupero.
Questo Ok. si vede. La palestra. Questo non è male, però. Questo noi ce lo dobbiamo assolutamente Questo è sbloccare. necessario per forza. Questo per forza proprio. Questo proprio come primo. È la prima cosa che si deve fare Adesso adesso. proprio subito e capi quanto costa. Altro. Per cagare sulle patate serve proprio il botanico. Esatto, quello. Si fa tranquillamente. Una bella cacata fumante sulle patate. Così crescono meglio. Un filone hub. Facciamo a farci pure l'ultima giornata volendo. Allora. Eccola. Successo Però Tarantino. l'abbiamo risolta. No, perché è stata completata, perché mo adesso il cibo c'è. A noi ci serve il rapidium. Scusa, aprite questa. Aspetta, ci conviene fare un attimo una cosa, visto che abbiamo il teletrasporto e abbiamo l'avamposto completo. Vediamoci un po' di... Dai, insisti un pochino. Oh. Dovremmo aver preso rapidium almeno a sufficienza. 34, ok. Allora. Adesso possiamo fare computer quantistico. Noi abbiamo anche un aiuto in più. È vero che consumiamo più risorse tra cibo e altro, ma almeno... Ok, ricordavo che erano 30, invece erano 20 minuti, ancora meno. Almeno così domani mattina ce lo troviamo pure pronto. Ecco, così la prossima volta, penso, o domani o dopodomani, partiamo già nel parlare col botanico. Allora, stiamo rischiando di morire e di perdere. Dobbiamo darci una mossa per fare il ponte e avanzare, però c'è anche l'altra zona più da esplorare. Poi ci mettiamo un pochettino a posto con le risorse e vediamo un attimino di fare tutto il resto. Ok. Botanico fatto. E ci vuole comunque un po' di tempo. Allora, 31 minuti possiamo fare gli ultimi dialoghi, quindi sala comune ed infermeria, quindi lui è qui. Hey. Braccio tutto a posto? Some arm? Weird, but all right, I guess. My head's a lot cooler now that I can work properly. A posto. Sono contento che tu Glad stai you feel questo better. proprio di base, stai tranquillo, stai sereno. Yeah. Work always makes me feel better. Ora risolviamo pure la questione dei filtri per quanto possibile. Allora, la stanza comune è qui sotto. Ho fatto proprio lo sciandinato Non è male, super devo più. dire la verità. Signor tecnico, ci dica. About the miner's arm. I get it. You made your choice. Hope that piece of metal makes him productive enough for you. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Lo voleva senza braccio. Però hai capito. Dici che andava problema. pulito. Allora, vediamoci il film. No, il film? Vediamo che cosa fa. Puoi guardare un film con gli altri alters nella sala comune. Questa attività di gruppo ti permette di migliorare l'umore di tutti gli alters contemporaneamente. Un film Questo dura non è 4 ore male. e dona una spinta emotiva ai due alters. Vai, filmetto prima di andare a letto, vai. Tanto durerà, penso, qualche minuto al massimo. Ma There's gotta be another way. That alien thing is inside one of us. Vabbè, che 4 ore per loro è un film enorme, sì. Before it feeds again. Really, Sarà all horrors are the interattivo. same. Sì, ce lo vediamo per bene. No reaction. You're clean. What about you, Quinn? Banchina? Where were you when Martinez was attacked? I was burying my wife. Oh, God. Nothing. Sherman, you're up. Yeah, I'm not sure this is a great idea. Feels a little unsanitary to me. It's the only way.
Bellissimo, None of us sì, are sì. safe until we find out who's infected. Quindi ne possiamo trovare pure altri. Kind of got to agree with Sherman here, guys. Not sure about this whole test thing. Tu Sherman's just secondo me... stalling 'cause he's afraid of what we'll find. Oh, right. You think maybe he's the alien? Nuh-uh, I'm just not jumping at the opportunity to cut my hand with a reused knife. You just sterilized it. He just waved a bic in front of it for like 3 seconds. Yeah, not very thorough. Maybe we skip this. I could give you some of my blood, just give me some dental floss. I bleed every time. You can't combine the blood with spit. It'll contaminate the sample, Sherman. Okay, but we can use a rusty blade covered in everybody else's blood. So true. The more you refuse, the more we know it's you. Oh, that's kind of a good point. Makes you seem like an alien. No, it's not No, me. It's the comment. principle of the thing. What if I do give my blood and it does react because of some problem with your pathogen test? How do we know it's even accurate? He has a good point. Yeah, how do we know it's even accurate? Maybe the test isn't that good. Ma lui c'ha la faccia da lucertola, io... She's killed. She gave it to me with her last breaths. And I'm sorry that that happened. All of us have lost somebody up here, but also, you know, she's not around. So we're gonna just... Vabbè, non mi sembra il caso. Seems kind of hypocritical. How do we even know it's an alien thing to begin with, huh? I mean, sure, we can't find that mysterious embryo we mined from the core of the meteorite, but did we really check everywhere? Look at this place. There's like a ton of... Like, as everybody looked in every nook and cranny, right? Right, and even if it is an alien, how do we know it's not nice? Maybe it's a super nice alien, maybe it just was a little grumpy because it got woken up after 30,000 years, and it happens to subsist on human flesh, but that's not anything personal, that's just like out of necessity, so it could be really nice. Right, it could be nice. Did we even think about that? Or are we too busy coming up with some gross blood test thingy because we can't deal with our control issue? Something else. I'm gonna get that blood. I don't care if it's from your thumb or from your goddamn throat. Hey, whoa, hey, hang on. Out of my way. I know what an alien life form looks like when I see Non it. credo. Non credo. Or did you just forget what a friend looks like? Guys. Come on, I mean, this week has been Ragazzi, crazy. Oscar. I saw a guy Palese. talk about his large intestines. I saw the captain's head get blown off, clean off her body. It's been nuts. You know what else I saw? I saw Kara help Martinez figure out the Wi-Fi. I saw Richards dominate at Codenames. Sky 4? Are you kidding me? I saw Quay help me, the one last-minute transfer that nobody else knew or had any reason to trust, feel welcome and at home no matter where I originally came from. Guys, we're a team. That's ridiculously You know, at the amusing. end of the day, does it really matter which one of us is the alien? What matters is that we're all together. Right? Right, Richard? So what do you say? Shake hands? Ad un momento. Sta commuovendo, è commosso lo scienziato. Ma! Era infetto veramente. What? Sherman was the alien? He always seemed so nice. He never said Mai anything to me giudicare about dalle skin, eye, and apparenze. voice condition. Ragazzi, Honestly, there was a moment there where I thought I might be the alien. Ci ha portato. My ragazzi. skin thing's been acting up. I don't know if anybody noticed. That's your self-worth issue. Yeah. That's No. not real. It's honestly like I have this body dysmorphia thing where I see my face and I go like maybe I'm an alien, but Ragazzi, era un film meraviglioso. I feel Vabbè. good about today. Ragazzi, ottimo. Tutti felici. Abbiamo fatto un pochino tardi, ma andiamo a Siamo andati a dormire. dormire contenti. Sì, sì. Ah, Ma mo dobbiamo trovare gli altri, però aspetta. Aspetta, dobbiamo trovare gli altri. Allora, andiamo a dormire. Sì. Così si salva e possiamo staccare. Meglio di Titanic. Ma guarda, Ragazzi, credevo fosse una ragazzi in 2 secondi. No, invece c'è proprio no, un sai che ho telefono. fatto? 4 ore su 4 minuti. Sì. Come funziona in game. Allora, ci siamo alzati un pochino tardi e c'è la tempesta tra 2 giorni. I filtri stanno finendo. Ma questo è un pronto il problema. nuovo Alters, ma questo è un problema di Vincenzo, Gianmarco e della community per i prossimi giorni. Assolutamente. Quindi noi stacchiamo e al momento sono in vita, quindi tutto a posto. Fino a quando non lo riapriamo, loro hanno la basetta, Sono vivi e hanno la partitina, si possono rivedere il film. Però domani e dopodomani, succederà cose. ragazzuoli belli, buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte ragazzi.
と笑顔で終わろうこの時間。明日もまた会えるよ期待して。チャットの波に上手笑い子、お茶目な言葉が飛び交うよ。一緒に笑いを夜肌終わらない。港の向こうのに君手を振り良い子でいてねのメッセージ。また明日も元気に会おうね。みんな大好きばばいしよ壊さないで。みんなの時間楽しく過ごす約束だよ。笑顔いっぱいいつもありがとう。またここで会おう。早くごくしね。楽しい時間忘れないでね。明日はもっと笑顔でいてね。優しい気持ち忘れずにね。みんなの声が力になるよ。ちょっとだけ真面目な話だけど、みんなのこと大切だからさ。バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。